La nebbia fitta e densa di questa mattina ha creato un vero e proprio muro tra da una parte il ferribotto diretto verso l'approdo e dall'altra il vaporetto che usciva dalla darsena al tronchetto e diretto verso il cantiere a Pellestrina. Un muro di nebbia diventato visibile tra i due mezzi soltanto quando all'improvviso si sono scontrati in mezzo alla laguna con un bilancio di 3 feriti di cui uno ricorso alle cure del pronto soccorso di Mestre. Sono entrati in collisione, il ferrybot non ha subito alcun danno ed è tuttora in servizio, quindi non c'è stata nessuna interruzione del servizio. Il vaporetto è stato ricoverato qui in Darsena al tronchetto, ha danni alla cabina passeggeri, non allo scafo e attualmente stiamo cercando di capire esattamente la dinamica. Incaricata delle indagini è la Capitaneria di Porto di Venezia. A bordo del vaporetto c'erano 6 persone, 6 nostri collaboratori, uno di questi precauzionalmente è stato trasferito al pronto soccorso, non ha assolutamente nulla di grave, sta facendo degli accertamenti perché era caduto per terra, però per il resto gli altri 5 stanno bene. Tanta è la paura visto il forte impatto, specie tra gli automobilisti a bordo del ferry, pesanti danni al vaporetto che aveva il radar attivo e stava virando per prendere il canale secondario. Per accertare la dinamica aperta un'inchiesta amministrativa. Causa dello scontro è da imputarsi alle condizioni meteo. Ma sì, quasi sicuramente sì, ripeto, adesso c'è un'indagine in corso da parte della Capitaneria i cui esiti attenderemo e cercheremo di valutare anche noi, fare le nostre valutazioni.